Ho detto semplicemente che c'è un rapporto con Caravaggio che è legato al realismo, alla volontà di riprodurre la realtà, però nella sua visione si sintetizza con una singolarissima formula con Piero della Francesca, che invece è un pittore astratto sostanzialmente, quindi stanno insieme la realtà e il reale, o meglio ancora l'essenziale. Quindi lui raggiunge un realismo essenziale, potremmo dire, invece che esistenziale, invece che legato alle figure dei personaggi che vediamo come in fotografia, perché sono fotografia. Cioè che la parte dell'opera di proprio la Creusa Romana è fotografica, solo che lui prende la fotografia, la carica di colore, viene fuori qualcosa che non è più la realtà.